La Voce dell'Autotrasporto Veneto è l'appuntamento che la Confagirato Trasporti del Veneto ha organizzato oggi a Treviso, che va a conclusione di un anno di lavoro. A giugno dell'anno scorso 80 dirigenti si sono trovati, hanno discusso dei temi caldi della categoria, proposte, progetti, richieste, politiche attive sia nazionali che europee. Ne è scaturito un documento che serve da traccia per la politica italiana, europea e regionale per portare l'autotrasporto allo sviluppo che necessita per poter sopravvivere. È comunque un pilastro dell'economia italiana e quindi va agevolato, incentivato e reso più ecocompatibile. 2 i tavoli rotondi che sono stati fatti, il primo tecnico con funzionari nazionali, col presidente Genedani e contributi delle autostrade, della polizia e tecnici del settore, il secondo politico con 3 parlamentari europei e l'assessore regionale ai trasporti, la De Berti, che hanno potuto portare le loro possibili soluzioni a livello europeo e regionale per le infrastrutture e le richieste di questa categoria. Siamo con Michele Varotto, presidente della Confagirato Trasporti di Padova, componente del direttivo regionale, uno degli organizzatori di questa manifestazione politica e di rappresentanza di interessi e di problematiche di un settore fondamentale per l'Italia e per il Veneto, e che parte da un lavoro iniziato quasi un anno fa, Stati Generali dell'Autotrasporto Veneto, 80 dirigenti, avete steso dei documenti su vari argomenti, avete deciso e stabilito quali erano le priorità, qualcosa è arrivato dal governo con la legge finanziaria, però molto c'è ancora da fare, le priorità sono tante e qui avete chiamato tecnici e politici europei soprattutto, visto la vicinanza alle elezioni, per discutere e far capire quali sono le esigenze che voi avete per portare avanti questo Paese. Sì, questa è la chiusura di questo anno di lavoro fatto dai nostri dirigenti artigiani di Confartigianato Veneta, e dopo questi tavoli di lavoro che abbiamo fatto abbiamo tradotto delle conclusioni. Adesso le portiamo alla politica perché sono loro che le devono portare o in Europa o in Italia per chiudere il cerchio. Sicuramente i problemi sono quelli principali che conosciamo, di infrastrutture, di cabotaggio, di pagamenti certi e di una burocrazia che ci attanaglia in tutti i sensi. Quindi, portando le leggi, con i nostri lavori, con le nostre idee, siamo ponte verso l'Europa, verso l'Italia, di un cambiamento che speriamo, che tanti anni che lo speriamo, ma comunque un passo in più ogni volta che facciamo. C'è una contraddizione in questo settore. Siete in difficoltà, le regole europee e italiane sono difficili da rispettare, però avreste bisogno anche di tanti giovani e quindi l'associazione sta lavorando anche per far sì che ci siano dei giovani che si avvicinano a questo mestiere. Ci stiamo lavorando col contratto di lavoro dove diamo un'opportunità ai giovani di entrare a minor costo per i primi anni, sulle patenti dove diamo dei rimborsi sulle patenti se entrano, però dobbiamo creare del personale qualificato perché è un lavoro importante e spero che in futuro si rendano conto del lavoro importante e che è anche il traino del nostro PIL e della nostra economia. C'è anche un tema di mezzi, nel senso che le nuove regole, le nuove limitazioni fanno sì che i mezzi devono sempre essere aggiornati per poter circolare tranquillamente anche nei valichi. Per questo la categoria tramite l'EBA, per esempio, cosa fa? No, tramite l'EBA abbiamo dei rimborsi sui nuovi mezzi che adesso in questo momento è un po' bloccato perché ci sono mancanze di fondi che riapriranno nel 2020. Diciamo comunque che l'investimento in sicurezza noi negli ultimi anni abbiamo dato tanto, adesso abbiamo bisogno che anche comunque la politica ci dia delle infrastrutture e ci dia meno blocchi, meno divieti, perché se riusciamo ancora a lavorare abbiamo costi minori e più flessibilità. Se invece abbiamo dei blocchi stradali, dei divieti in Austria, all'estero o in Italia di transito, questo rischia che ci blocchiamo. Quali sono le priorità dell'autotrasporto dalla visione nazionale? Ma per fare il punto della situazione, oggi abbiamo capitalizzato, come ha detto lei, nella finanziaria delle risorse che ci possono dare un minimo di sopravvivenza, perché se ci togliessero quelle, la categoria dalla mattina alla sera, potrei dire che minimo 30-40 mila imprese chiuderebbero dalla mattina alla sera, quindi siamo riusciti a capitalizzare una parte di risorse economiche, ma purtroppo siamo
in guerra, come si suol dire, per le regole, perché il tema di base che da alcuni anni che spingiamo sulle regole è sulle regole che non vengono concesse, cioè logicamente le regole generali che potrebbero, diciamo, che riguardano tutte le categorie, la sburocratizzazione, perché noi anche il nostro settore è burocratizzato in una maniera assurda, ma soprattutto quello che ci sta distruggendo è la mancanza di una tariffa di riferimento che avevamo fino al governo precedente, il governo precedente ce l'ha bloccata, che era una pubblicazione mensile di costi di esercizio che potrebbe dare un valore aggiunto sulle tariffe, i tempi di pagamento, un tema dolente anche questo qua per il semplice motivo che spesso e volentieri noi incassiamo 60, 90 o 120 giorni, ma se non ci accontentiamo ci fanno anche i concordati di continuità, purtroppo la categoria il gasolio lo paga cash o a 30 giorni chi è più fortunato, l'autista lo devi pagare tutti i mesi, quindi ci sono dei problemi grossissimi. Per finire la mancanza di controlli mirati sui vettori esteri, se noi ci azzardiamo ad andare in Francia con una virgola storta, in Francia, come si suol dire, ci fanno pelo contro pelo. In Italia purtroppo assistiamo a questi vettori esteri che vengono anche definiti a chilometro illimitato, perché hanno degli autisti a chilometro illimitato che scorazzano per l'Italia, concorrenza sleale. E io oggi vorrei aggiungere il fatto che non è più il paese dell'est, come siamo abituati a dire i vettori dell'est, ma io direi le targhe estere, per il semplicissimo motivo che abbiamo tantissime aziende delocalizzate italiane che continuano a marciare sul territorio italiano con targa estera, quindi con dei minor costi rispetto a noi, oserei dire anche del 60% in meno, quindi la parte, diciamo, nazionale è questa. A livello internazionale si era chiesto e si sta portando avanti, avrete sentito sicuramente parlare del pacchetto europeo, un irrigidimento sulla regola del cabotaggio che sembra possa passare in prima votazione passata. Avevamo chiesto anche una tolleranza maggiore sulla 561, la 561 è quella che regolamenta i tempi di guida e di riposo, che è nata per dare sicurezza, però purtroppo oggi la sicurezza l'abbiamo acquisita, ma stiamo lavorando in un modo, oserei dire, come i diktat, nel senso che dobbiamo fermarci, possiamo guidare, dobbiamo fermarci, dobbiamo guidare. Tante volte succede che arrivi da un cliente a scaricare, il cliente tarda a scaricare, cronotachigrafo scatta, ti devi firmare, salti il pranzo. Una volta, se vi ricordate, c'era la trattoria del camionista dove c'erano tanti camion, si spendeva poco e si mangiava bene. Oggi forse c'è il sandwich a fatica o si salti il pranzo perché con queste regole non c'è tolleranza, è sufficiente sforare di un minuto che ti fanno delle sanzioni importantissime, siamo soggetti a essere ormai, oserei dire, dei bancomat da parte delle istituzioni, tutti ci fermano e tutti ci fanno la sanzione, quindi tutto questo ci ha portato anche alla mancanza di autisti, che purtroppo ci mancano degli autisti sia in Italia che anche negli altri stati, quindi noi chiedevamo anche più tolleranza sulla 561, 2 ore di possibilità nel giorno in cui sono in grandi difficoltà, 2 ore per poter fare di più, recuperarli in 15 giorni, però purtroppo anche questa non è passata dicendo che noi siamo degli schiavisti che vogliamo far lavorare di più gli autisti, quindi la partita è molto difficile. Ascolti, la Confartigianato Nazionale ha fatto un grande evento il 13 dicembre sulle infrastrutture che riguardano l'autotrasporto soprattutto, c'è il tema dei valichi eccetera, su quell'aspetto qual è il lavoro che la Confartigianato Trasporti in particolare sta facendo e che cosa chiede? Ma noi sui valichi stiamo spingendo pesantemente soprattutto sulla questione che penso lei voglia citare, quella del Brennero, che sia chiaro. Il Brennero ci sta bloccando con la scusa dell'ambiente, dell'ecologia, sta bloccando i camion, ma sappiamo benissimo che l'Austria l'ha sempre fatta di scuola, parliamo dei tempi di Berger in cui Berger guidava la Ferrari, avevamo i divieti in Austria, ci fu quella lotta col ministro Bernini all'epoca. Oggi siamo tornati alla stessa situazione ma con un'Austria che fa parte dell'Unione Europea. Il governo sta spingendo pesantemente per fare sì che si trovi una possibilità di riaprire il Brennero, anche perché il Brennero è il corridoio in cui escono il 60-70% delle merci prodotte in Italia, soprattutto di produzione delle nostre regioni, del Veneto ma anche dell'Emilia Romagna dove sono io, perché abbiamo produzioni di ceramica e di meccanica nel Veneto. Oggi non siamo più produttori di veicoli finiti ma siamo produttori di componentistica, basti pensare al turbo della Volkswagen, dei motori della Volkswagen vengono prodotti nel Veneto. Se non riusciamo a uscire
con questi turbo e portarli, con questa componentistica, portarli in Germania, la Germania subito dice sì, ma vi darò una mano, ma c'è l'Ungheria vicina in cui si produce moltissima meccanica, oppure ci troveremo degli imprenditori italiani, produttori che delocalizzano perché non riescono a uscire con i prodotti, quindi bisogna trovarci una quadra da qui a 10 anni in cui sarà finita la galleria del Brennero, che automaticamente noi dopo ci imbarcheremo sui treni per sbarcare in Germania. Siamo con Elisa De Berti, assessore regionale ai trasporti e alle infrastrutture. La Regione Veneto presente a questo convegno della Conferenza Trasporti del Veneto. Si parla di autotrasporto, è una colonna portante dell'economia veneta e italiana e è un settore però che ha grandi difficoltà, che partono dall'Europa, transitano per regole italiane, però anche la Regione ha il suo ruolo e ha le sue possibilità di aiutare questi autotrasportatori. Diciamo che in un momento in cui la Regione Veneto è impegnata a redigere il piano regionale dei trasporti, che il precedente è stato approvato negli anni 90, anche questi convegni dove si parla di autotrasporto hanno un'importanza assolutamente fondamentale. La Regione Veneto che cosa può fare? Sicuramente garantire l'accessibilità ai territori. Sappiamo che il tessuto economico, il tessuto aziendale della Regione Veneto è fatto da piccole e medie imprese che hanno bisogno di poter circolare, di poter raggiungere le destinazioni, di poter arrivare a destinazione in maniera agevole. Spesso e volentieri questo non è possibile perché la convivenza tra le necessità dei cittadini e dei centri abitati e la necessità di mobilità dell'autotrasportatore spesso non si conciliano. C'è la necessità di creare le infrastrutture non solo viarie ma anche infrastrutture ferroviarie, perché non dimentichiamoci anche l'importanza di quelle. Sicuramente la Regione Veneto deve avere una strategia generale, una strategia regionale per capire quali sono le infrastrutture che sono necessarie per poter permettere sia ai mezzi che transitano dal Veneto ma anche alla mobilità interna di poterlo fare in maniera agevole. C'è anche un ruolo importante per esempio sulle agevolazioni per il cambio dei mezzi, qui si parla di autotrasporto TIR eccetera, però anche i mezzi delle aziende con il metano e queste nuove possibilità di inquinare meno, la Regione ha un ruolo. Qui parliamo di sostenibilità, sicuramente di rispetto dell'ambiente. Per quanto riguarda l'autotrasporto non abbiamo un ruolo in questo, come Regione Veneto abbiamo stanziato delle risorse per il cambio dei mezzi del privato. C'è il collega Bottacin che sta facendo ed adottando diverse politiche sostenibili e per la difesa dell'ambiente e la riduzione dell'inquinamento. Sicuramente non abbiamo un impegno diretto nell'autotrasporto, però diciamo che nella sostenibilità generale della Regione assolutamente sì.